Terrone ormai è diventato un inno comunque. Sì, pazzesco. C'è da dire sì, che anche se è stato un pezzo abbastanza chiacchierato sotto certi punti di vista, perché è comunque stato soggetto a delle malinterpretazioni, ovviamente da persone non dotate di un udito molto, molto sviluppato magari. Sì, magari anche di un cervello, voglio dire. Anche di uno humor. Dopo il primo periodo magari anche di scetticismo, e non nego che ancora adesso mi arrivano commenti sulla pagina: perché hai fatto un pezzo contro? Magari leggono il titolo e neanche lo ascoltano. No, infatti, però c'è da dire che soprattutto al sud, perché lo dico con orgoglio, sono uno dei pochi rapper del nord che viene chiamato tanto al sud, soprattutto in situazioni anche magari un po' più che non sono i club ufficiali da fare in giro per le città del sud. Mi chiamano parecchio alle jam, a tutte le feste un po' importanti anche del rap meridionale, e ogni volta che lo faccio succede il disastro, perché è proprio, secondo me, è uno dei pezzi più hip hop che abbia mai fatto, quando lo riascolto, perché rappresenta al 100% quella roba. No, ma poi tra l'altro per i meticci che sono al nord come me, di genitori siciliani, catanesi, certo, cioè è veramente rappresenta in pieno. Ma poi io capisco, magari alcuni sono dei luoghi comuni dove magari anche certi aspetti del meridione vengono un po' enfatizzati, no? Se vogliamo. Beh, ma c'è anche l'ironia, cioè. Sì, appunto. Su questa cosa qua, e dico, sicuramente è molto meglio, no? Far vedere anche questo lato un po' più goliardico, se vogliamo, di alcuni atteggiamenti del Sud Italia, piuttosto che la propaganda veramente che viene fatta in televisione, o che è stata fatta per esempio quando abbiamo assistito all'elezione del nuovo sindaco di Milano, che c'era veramente da mettersi le mani. Quindi sicuramente un ragazzo dell'estrema provincia di Taranto penso che non si possa sentire offeso dal pezzo, ma possa ritenerlo anche un inno per i suoi cugini che si trovano magari a Rozzano piuttosto che a Bari, piuttosto che a Michelino. Quindi è proprio una roba secondo me un po' più trasversale, e come tale è stata soggetta anche a delle critiche, però direi che il rapporto è 99-1, quindi sono molto contento di questo pezzo, e tra l'altro sono contento che abbiate passato la versione con DJ Double S, grande, perché non è la prima versione uscita, esatto. E non è neanche quella del video, sono molto contento anche perché Rino di Santeramo e che ieri DJ Double S sarà molto contento. Assolutamente, che salutiamo, esatto. già che ci siamo. Tra l'altro ricordo ai fan che sono all'ascolto che di questo pezzo esistono anche altre due versioni remixate, una con una carrellata di Terror, il super remix, esatto, tra i miei super amici Clementino, Chiave, poi c'è Ciro Perrotta, c'è Miss Fritti da Bari, poi c'è una versione insieme ad altri, ecco, non li sto a dire tutti, sì. E poi c'è un'altra versione con Turi e Polo della Famiglia, un pezzo al quale sono molto legato perché sono un super fan sia della Famiglia che di Turi, quindi sono molto contento. Diciamo che i rapper del sud hanno apprezzato molto questo. Ecco, appunto, a proposito di questo, ti volevo chiedere, come vedi la scena hip hop al sud? Magari anche le differenze che ci possono essere tra quello che c'è al sud e quello che attualmente c'è a Milano, anche scene come Torino piuttosto che Roma, che sono quelle un attimino più calde. Allora, c'è da dire una differenza sostanziale che esiste sicuramente, è il fatto che comunque al sud per tanti versi è rimasta ancora una cosa abbastanza di nicchia, questa dell'hip hop, mentre assistiamo, ed eventi come quello di domani all'Alcatraz lo confermano, che l'hip hop in Italia, vuoi per l'aiuto delle radio, per l'aiuto delle televisioni, per il fatto che tanti artisti major hanno bucato dall'altra parte, si può considerare, non ti dico a livello del pop, ma quasi. Ecco, al sud questa cosa forse ancora non c'è ancora, esatto. Nel senso che ci sono tantissimi fan dei rapper italiani anche al sud, però a livello proprio di movimento non è magari omogeneo come lo è qua, ecco. Quindi si assiste magari ancora a delle robe un po' più provinciali a livello di jam, che tra l'altro io adoro, non è che voglio dire negativo. Sì. Questa però è una differenza che sento, diciamo che se la vivono ancora in una maniera un po' più genuina, che per certi punti di vista è un limite, ma per tanti altri mantiene comunque la cosa in un certo modo, che in molti casi condivido, quindi questa qua è una differenza sostanziale. A livello di qualità penso che non ci sia da parlare, perché se è vero che comunque tra le più grandi realtà dell'hip hop mainstream si trovano comunque al nord o comunque al centro, il sud a livello di underground è imbattibile, nel senso che già solo parlare della scena underground di Napoli potremmo starne fare una puntata mettendo pezzi napoletani che spaccano davvero, ci sono veramente delle realtà fortissime.
Poi ci sono città come Palermo, per esempio, che stanno tirando fuori sempre più talenti. Ci sono due dei miei rapper preferiti, arrivano appunto da Palermo, che sono Johnny Marsiglia e Luis D, e uno dei produttori secondo me più forti in Italia, che si chiama Big Joe, anche lui di Palermo. Quindi arrivano da realtà veramente dove il rap in quella città lo ascolteranno, non so, pochissime persone rispetto a quanto può essere la percentuale dei ragazzi di Milano che ascoltano rap. Quindi è veramente positivo il fatto che magari delle realtà un po' più emarginate, non solo dal punto di vista della società, ma anche dal punto di vista dell'hip hop, dove magari diventa anche più difficile trovare punti di aggregazione, anche solo di organizzare serate, hanno sempre mille problemi con i locali, però nonostante questo poi escono fuori delle realtà che poi spaccano sotto ogni punto di vista, e quindi è come si può catalogare il Sud come una scena inferiore? Non lo è affatto, quindi invece big up per tutto il rap meridionale. Assolutamente. Invece volevo farti una domanda: oltre l'hip hop, ascolti altra musica o ascolti esclusivamente hip hop? No, vabbè, direi che sì, sicuramente la mia giornata è scandita, suono sempre e solamente a black music, quindi non solo l'hip hop ma anche in generale altri generi. Ovviamente l'hip hop ha una prevalenza abbastanza importante, direi. Diciamo che se devo mettermi delle cose in cuffia raramente metto altri generi musicali, anche perché c'è tantissimo da ascoltare, tantissimo da restare aggiornati sotto ogni fronte. Però ascolto un po' di tutto, nel senso che detto così sembrerebbe veramente come diceva Raiden, gli chiedi che musica ascolti e ti rispondono tutto. Non è così, un po' di tutto però di qualità. Mi piace, ascolto tantissimo la dancehall, il reggae, soprattutto il roots, trovo un sacco di spunti anche interessanti proprio per fare poi musica. Certo, ispirazione. Però magari ecco, vedi, rap e dancehall e comunque il reggae sono abbastanza collegati, se vogliamo, no? C'è un filo conduttore che magari può legare, perché magari la radice è simile. Però oltre questo, ascolto un po' di tutto, dal soul alle robe più strumentali, funkettone. Mi piace anche un po' di dubstep, quella fatta come si deve, e quindi non strizzo l'occhio anche a quelle robe là, non ho nessun problema. Quindi insomma ascolto un po' di tutto, dai. Perfetto, infatti noi facciamo sempre la domanda ai nostri ospiti di portarci un pezzo non hip hop per conoscerli un po' di più come persone. Tu vuoi presentarci il pezzo che ci hai consigliato? Io ci tengo particolarmente a questo pezzo perché è stata un po' la mia colonna sonora dell'estate, insieme a tutto il disco di questa artista qua. Lei si chiama Sela Su e l'ho scoperta tramite il rap francese, perché uno dei suoi pezzi più forti, che si chiama Ragamuffin, che è stato passato anche parecchio dalle radio italiane, però passato un po' inosservato, che è stato remixato dalla Section d'Assault, che sono un gruppo di Parigi molto importante della scena rap francese. Quindi l'ho scoperta per caso ascoltando Skyrock, che è una radio francese, e poi andando a vedere chi è questa Sera Su, in realtà mi si è aperto un mondo, perché questa è una campionessa di canto, e campionessa intendo proprio veramente fortissima, poi sentirete il pezzo. Poi è giovanissima perché è dell'89, quindi ha 4 anni meno di me, ha 21 anni. L'ho sentito fare, c'ha dei video su YouTube di lei che fa cover di Lauryn Hill con la chitarra, veramente da mettersi le mani nei capelli, e fa questo genere un po' misto, se vogliamo, perché anche il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare, che si chiama Peace of Mind, ha delle parti quasi rappate, per il resto è cantato, ed è veramente una bomba. Tra l'altro è bianca, cioè nel senso ha una voce esagerata. Tra l'altro ancora di più incredibile è belga, nel senso che non è che arriva da Londra come tanti magari che stanno spaccando. Questa arriva dal Belgio, tutta zitta, c'ha una tournée europea da mettersi le mani nei capelli e sta spaccando tutto altrove. In Italia anche lo stesso singolo Ragamuffin non è andato un granché, però io sono un fan. Lo mandiamo noi così almeno ce l'ascoltiamo. Esatto, quindi apritevi tutte le orecchie. Esatto, vai.